Saluto a tutti e felici di ritrovare in FM settimana nuova, siamo in Cabigur, su siamo nanta comune di Brand, una prima tappa in paese di Puretto e ma parla di un carnavale tradizionale, ne parliamo subito con Jean-Yves Casalta che fa parte di la Soju, un carnavale di Brand. RCFM e Campacui. Allora, il carnavale in Brando l'abbiamo ripiato in 2000, è stata la prima edizione e dopo quasi tutti gli anni dice radio, quando abbiamo vissuto, bella sicuro quando c'era un dolo non si è mica fatto, ma se no abbiamo sempre fatto carnavale e dunque abbiamo fatto un lavoro di ricerca nella maniera che si faceva qui, ma mica solo in Brando, in Corsica in generale, secondo i paesi lui si cambiavano, anche i personaggi e maschere cambiavano. E dunque abbiamo fatto una specie abbiamo imbulligiato di radio appena tutti questi personaggi e dunque così è nato il carnavale di Brando di radio che oggi mi pare che lo sia solo un carnavale appena tradizionale, appena paesano così in suo spirito qui in Corsica. Dunque quest'anno abbiamo previsto di fare lo 7 di radio. Dunque sarà un sabato rasso, ecco, un sabato non sa merti rasso, l'ardagliolo, dunque usate i veraggi quest'anno. Prima il carnavale comincia sempre con una sfilata di maschere in due paesi, con tutti i personaggi dunque tradizionali di radio e fra mezzo a tutti questi personaggi forse quelli che sono al centro c'è la sposa e il suo marito che è un rampuffo che è diventato un spavecchio che noi portiamo e abbiamo girato dunque in tutto il paese e dopo ci ritroviamo qui in Piazza Chiesa dove si fa un matrimonio di rampuffo con stroncheglietta o porcellina si vende di sposa e dopo che ci sono altri rituali come girandola, giochi per i zidelli. Finita questa, a sera c'è un brugesso di carnavale di Rampuffo. Il brugesso è in generale, come tutti gli anni, Rampuffo finisce condannato a morte e bruciato in piazza qui. Vedremo quest'anno se la si franca o no. Allora, gente più bassa e più abbiamo successo dice radio e allora bella sicura ci sono i paesani e brandinchi in generale, ma ci sono anche gente che viene da tutta Corsica si può dire, anche da Bumonte tutti gli anni ne abbiamo gente che collano e anche certi che partecipano che ci conoscono o che si vogliono mascherare e dunque cerchiamo di integrarli di maniera a avere il più maschere possibile. E domani da Puretto ci andremo in Castellobrando per vedere Patrick Ambrosi che fa biscotti tradizionali in casa Zoia domani. RCFM e Campacui.